Una bomba d'acqua incredibile ha colpito la cittadina di Pederoba, potete vedere ancora le persone a lavoro, cittadini semplici, protezione civile, vigili del fuoco, l'amministrazione comunale, tutti impegnati a cercare di sistemare quello che è successo intorno alle 2:15 di questo pomeriggio, domenica 14 giugno 2020. Vedete, è un vero e proprio apocalisse, le persone, anche quelle più anziane, dicono era anni che non vedevamo una cosa simile. L'Apocalisse, non ho mai visto una roba simile, una cosa che ritenere drammatica è ancora poco. Abbiamo la fortuna di avere protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e soprattutto semplici cittadini che stanno pulendo strade, scantinati, case allagate, un massacro veramente. La frazione di Pederoba ai piedi del Monfenera, una bomba d'acqua sul Monfenera che poi ha scaricato a valle, cioè nel paese di Pederoba, nella frazione, che è stata coinvolta tutta quanta. La seconda domenica consecutiva che ci succede, ma la situazione di oggi è veramente drammatica, mi piange il cuore vedere una roba del genere, veramente, non ho parole. Qua siamo nella zona delle opere piedi Pederoba, come potete vedere il danno è ingente, vedete è stata addirittura distrutta questa parte della strada, l'acqua negli scantinati, tantissime famiglie che sono impegnate qui adesso a sistemare la situazione. È successa una tromba d'acqua venuta all'improvviso, fino alle 2 non c'era niente, poi ha cominciato a piovere, un po' di grandine, un po' di tutto. E a un certo minuto mi telefona la moglie e mi dice guarda che qua per la strada sta correndo un fiume di acqua, al che sono venuto su a vedere, ero giù in campagna e ho visto tutto questo fiume di acqua che correva, ha portato giù tutti i tronchi dalla montagna, siccome abbiamo una briglia qua a 100 metri vicino alla strada dell'ospedale, ha tappato la griglia tappandosi non c'era più lo scolo del tubo, è saltata fuori l'acqua e quindi ha allagato un po' dappertutto. Il nostro giardino è diventato un lago praticamente, è successo tutto in 10 minuti, sembrava una cosa comune invece non lo è. Avevo la via che era un fiume in piena, è stato un disastro perché nessuno si aspettava una cosa del genere. Nel momento più forte di questa acquazzone avete avuto paura, immagino, perché è venuta giù la montagna? Ah beh, assolutamente sì, anche perché qua è un paese dove ci sono molti anziani e disabili ed è una cosa pericolosa, perché è stata una cosa improvvisa che nessuno si aspettava. È da piangere, ma per fortuna posso dire che le persone di Pederoba sono forti e si sono date da fare. Basta arrivare in casa, dappertutto, e qua è data dentro di là anche. Quanti siete in famiglia che state lavorando qui? Basta che guardi. Noi in famiglia siamo in 6-7, ma tutti aiuti questi. Per fortuna che ho amici. Avete avuto paura, signora? Certo, tanto felici ne eravamo, con legno e sabbia e terra che scendeva. Al momento ne abbiamo una decina della nostra associazione, più altre squadre da Crespano stanno arrivando in supporto, più che altro per lo svuotamento degli ultimi scantinati e più che altro la polizia del sedime che si è formato sulla strada, ecco questo. È stata una bomba d'acqua e in 5 minuti avete potuto vedere cosa è successo. Comunque è venuto giù e abbiamo i vigili del fuoco, Asolo, Montebelluna, insomma sono venuti in forza e quindi stiamo cercando di riportare la normalità il più presto possibile.